ha delle radici che vanno proprio dall'età preistorica, poi nel Medioevo diventa un grande centro con una sede vescovile proprio intitolata San Pietro di Sorres, poi un grande abbandono e nel 1955 ritornano i monaci benedettini e quindi riprendono in mano la basilica e costruiscono il monastero. Il nostro viaggio da nord a sud attraverso i comuni, sono 100 in tutta l'isola, che ospitano almeno una testimonianza del romanico in Sardegna, comincia all'ombra del chiostro del monastero dei Benedettini, che continua ad accogliere i pellegrini dall'alto del promontorio da dove si erge maestosa la basilica di San Pietro di Sorres. La basilica è una basilica di stile romanico pisano, come si suol dire, caratterizzata quindi da questa bicromia del bianco e del nero, è del 1200, ci vollero ben 70 anni per costruirla, e attualmente è a 3 navate, è quindi molto caratteristica, con una volta a crociera, che non è usuale nelle basiliche romaniche. Non molto distante, il comune è quello di Ardara, l'imponente basilica della Nostra Signora del Regno. All'interno è custodito un gioiello dell'arte gotico catalana, il retablo ligneo del XVI secolo. È tornato a casa nella sua sede originale a metà degli anni 90 e sicuramente questo ha favorito un riappropriarsi non solo dell'oggetto in sé, ma la possibilità anche per la comunità e per il territorio e forse anche per l'isola stessa di valorizzare maggiormente non solo la fede di cui tutti siamo a conoscenza, ma anche le opere d'arte che abbiamo a disposizione e che molte volte in realtà sono dei tesori nascosti in chiese, in piccoli paesi che soprattutto i sardi non conoscono. Sono decine le piccole chiese campestri che fanno capolino tra vaste distese di natura incontaminata, ma trovarvi dentro ciò che resta degli affreschi originari è senz'altro un'esperienza possibile oltre la soglia di San Nicola di Trullas a Semestene. L'itinerario lungo i 150 monumenti che raccontano del romanico in Sardegna non può escludere la chiesa di San Pietro di Zuri, nell'Oristanese, interamente in trachite rossa. Questo edificio religioso fu spostato pezzo dopo pezzo per permettere la realizzazione di un bacino artificiale. Il romanico particolare nasce nel momento in cui la Sardegna era divisa nei 4 giudicati e quindi ogni giudice aveva le sue relazioni politiche con l'Europa e chiaramente ognuno portava le maestranze costruttive dalle regioni, dai paesi in cui erano più vivi questi rapporti politici. Sono dei particolari costruttivi nell'abside che sono presenti solo nella Basilica di Santa Giusta e nella Cattedrale di Santa Maria di Pisa. Gli studiosi dicono che è inequivocabile che siano le stesse maestranze, quindi pisane, arrivate a Santa Giusta per costruire questa magnificenza.